Lunedì 22 maggio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi del Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Partiamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno, in questo caso notizia messa in primo piano riguarda Alleghe, neve artificiale, un nuovo lago sorgerà sopra Alleghe, consentirà di nevare 15 piste in 100 ore e farà risparmiare 100.000 euro di energia. In vista delle Olimpiadi del 2026 decollano altri 6 progetti di impianti di risalita, soprattutto fra Agordino e Val di Zoldo. E sempre a proposito di impianti di risalita, sul Pordoi una cabinovia a 10 posti, mai più code. Il carosello sciistico del Sella Ronda sarà più veloce probabilmente dall'inverno 2024-2025 grazie alla costruzione di una nuova cabinovia nella zona di Passo Pordoi. L'impianto ad agganciamento automatico di ben 10 posti consentirà di ridurre le code. Fatti di cronaca giudiziaria, era un prestito, papà condannato ingiustamente, la figlia disabile, scrivo al ministero, sono in grado di gestire i miei soldi. Scriverò al ministero della disabilità, sono costretta a vivere con 3 euro al giorno e quando ho fatto un prestito a mio padre, lui è finito sotto processo, io voglio gestire i miei soldi. Rivendica la sua autonomia, la sua vita, Deborah Migotto, 48enne non vedente, che abita in città e che lavora come centralenista all'USL. Accanto a lei il padre Graziano Migotto, imprenditore del mondo delle gelaterie, 70 anni di Belluno. Per lui la beffa, da anni aiuta la figlia e si ritrova con una condanna per peculato. Cesio Maggiore recuperato nella forra, ma era un test, un escursionista precipita in una forra a Cesio Maggiore e viene salvato dai volontari con un complicato intervento, ma era solo una esercitazione. Malore in gara, 19enne salvato dal defibrillatore, tragedia sfiorata al Criterium Cadorino. Massimiliano Colli, atleta della S Vodo di Cadore, è crollato a terra, il 19enne ha perso conoscenza immediata, riferisce l'organizzazione del CSI. Sono stati gli interventi di soccorso, provvidenziale la presenza del medico, così come l'utilizzo del defibrillatore. E poi giunto l'elicottero del SUEM che ha trasportato Colli all'ospedale dove le sue condizioni si sarebbero stabilizzate. Rugby femminile, sempre Super Alissa, la 21enne Dinca decide l'andata alla semifinale scudetto. Per quanto riguarda sempre lo sport, l'evento corsa, oltre 1000 concorrenti tra Bolzano, Schiara e Terne, foto di copertina, fatica e divertimento, la Velenosa da spettacolo. Tra forre e sentieri di un concorrente della Velenosa, come si può vedere da questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la corsa che partendo da Bolzano Bellunese per l'8ª edizione ha portato oltre 1000 concorrenti, 1150 tra i monti Terne e Schiara. Giulia Pioli e Alberto Vender i trionfatori, ma è stata festa per tutti. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, tutto pronto, in centro riapre il bar Manin. Cortina, l'alberghiero rinasce, gli iscritti raddoppiano. E ancora a Longarone il gemellaggio adriatico unisce l'acqua del Vajont a quella di Venezia. Auronzo, scuola materna, trasloco in vista per interventi antisismici. E ancora l'evento, la cittadella presa d'assalto in 1200 alla 22esima di Corre Feltre. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda l'allarme idrogeologico che ovviamente interessa anche il territorio bellunese. Questo è il titolo: Ispra, rischio alluvione per 24.000 bellunesi. Da Cancia fino a Paludi il rapporto dell'istituto mette in evidenza tutti i siti soggetti a esondazioni, in pericolo 439 beni culturali. Dal Paus l'esperto, assurdo opporsi ai bacini di laminazione. La foto di copertina ci porta a Venezia, Longarone è protagonista allo sposalizio del mare, Venezia omaggio al Vajont e gli amici zattieri. Come possiamo vedere in questo scatto vediamo il primo cittadino di Venezia Brugnaro con il primo cittadino del comune di Longarone, nonché presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e il patriarca di Venezia. Anche il Corriere delle Alpi dà un richiamo all'infarto avvenuto in gara a 19 anni e fuori pericolo grazie ai soccorsi. Purtroppo invece un lutto per quanto riguarda la comunità di Sedico, malore fatale Opereo De Rigo trovato morto in un cortile. La vittima è Filippo Reolon, aveva 51 anni. Era di Suis, carabiniere morì da eroe, l'omaggio 75 anni dopo. Il paese sordo di Arbus sardo di Arbus ricorda Giulio Speranza, aveva 22 anni, fu ucciso dai banditi in una rapina.
La protesta delle tende, Alice, per noi bellunesi è un salasso studiare. Cadorina partecipa alle proteste degli universitari a Verona, anche le istituzioni locali devono aiutarci. E per quanto riguarda il ciclismo, arriva il Giro, giovedì e venerdì sarà spettacolo, è la settimana del Giro d'Italia in provincia, giovedì con l'Auderzo Val di Zoldo e venerdì con la Longarone tra Cime di Lavaredo, la provincia di Belluno avrà una grandissima vetrina nazionale e la salita a Oronzana sarà probabilmente decisiva per la maglia rosa. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci come sempre al suo interno, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, emergenza clima, Meloni piedi nel fango. La Presidente del Consiglio visita la Romagna ferita, sono commossa, le vittime del disastro tra selfie e abbracci, ci dia i soldi per ripartire. Questa è la richiesta e queste alcune dichiarazioni della Premier Meloni, il governo c'è, è stata una tragedia ma può essere un'occasione per rinascere più forti. Mi scuserete se c'è stata suspense su dove dovessi andare, ma sono contro le passerelle. E a proposito di questo retroscena, governo, ricostruzione in 2 fasi, subito 100 milioni, poi 300 dall'UE. Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, sarà commissario dell'emergenza. La Premier, subito esenzioni e indennizi, si farà ricorso al Fondo Europeo di Solidarietà. Nessun paese ha incassato tanto dal 2002. Vediamo appunto il Fondo di Solidarietà UE dal 2002 ad oggi, come si può vedere per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il paese che ha ricevuto maggiormente è stata l'Italia con 3 milioni e 80 mila euro, seguita da Germania con 1 milione e 644 mila, da Croazia, Francia, Ucraina, Australia, Portogallo, Repubblica Ceca, Grecia, Spagna, Romania, Belgio e Polonia. 8,2 miliardi l'importo complessivo, 127 gli interventi per catastrofi ed epidemie. L'apocalisse della Fruit Valley, qui c'è il principale distretto ortofrutticolo aziendale nazionale per pesca, albicocche, kiwi, cachi e susine, tutto raccolto è andato perso e adesso dovranno essere sradicati da 10 a 40 milioni di alberi. Purtroppo questa è la notizia che sta vivendo e sta subendo la regione Emilia-Romagna. E a proposito di clima, sale il Po, Torino aspetta la piena, notte di allerta, ponti presidiati, il fiume esonda a Murazzi, simbolo della vita notturna della città, ma il meteo oggi dovrebbe concedere una tregua. Fatti adesso di carattere internazionale, a pagina 6 si chiude il G7, il dolore di Zelensky, l'Ucraina distrutta come Hiroshima, il presidente al memoriale della pace, a Bakhmut soltanto rovine, resta nei nostri cuori, ma poi nega che i russi abbiano conquistato la città. Biden, presidente degli Stati Uniti, stanzia altri 375 miliardi per armi e conferma la fornitura degli F-16. In stallo la mediazione di Lula, salta il bilaterale con il leader ucraino. E sempre a proposito dell'invasione dell'Ucraina, requiem per Bakhmut, le bandiere della Wagner sui palazzi in macerie, ma nelle retrovie si prepara il contrattacco, rasa al suolo come Grozny, ce la riprenderemo. Il caso internazionale che ci porta in Veneto, host strevigiana arrestata in Arabia, è per colpa della droga di un amico. Ilaria De Rosa ha 23 anni, la madre vivore di angoscia, il consolato italiano attende l'ok per incontrarla in carcere. La giovane lavora per la compagnia aerea Avion Express e risiede in quel paese da 3 mesi. Sempre dal Veneto si parla di sanità, a pagina 9, allerta in corsia, super os, corso e ostacoli, un tentativo ma riuscito, vanno reclutati all'estero. Volpe di Uripa Veneto, stanchi di essere considerati supermercato della sanità. Il caso, rimaniamo sempre in Veneto, la professoressa Viola aggredita da un Novax, è un prezzo alto ma vado avanti, attaccata al Salone del Libro, ha mentito sui vaccini, lei replica: se siamo qui è grazie ad essi, non la darò vinta a chi non vuole che la scienza e soprattutto le donne di scienza parlino. E adesso le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 14, notizia in primo piano sempre riferita all'emergenza climatica, l'allarme idrogeologico ISPRA, 24.500 bellunesi in aree alluvionabili, a rischio 439 beni culturali e 17 industrie. L'assessore regionale Bottacina traccia la strada per la sicurezza idraulica, bisogna continuare a investire sulle manutenzioni. E a proposito del dissesto idrogeologico, dal Paus è assurdo opporsi ai nuovi bacini di laminazione. Parla l'esperto, a Ospitale è stata costruita la Lemagna sul letto di un fiume. Speriamo bene.
Pagina 15, la cerimonia in Laguna, festa della Sensa, omaggio veneziano all'Ungarone nel 60° del Vaionte. Il sindaco Padrina ha ricevuto l'anello dogale dal collega. Il legame con questa città è storia a merito degli zattieri Brugnaro, costruiti palazzi e navi grazie al legname arrivato dalle Dolomiti. Questa è la dichiarazione del primo cittadino del comune di Venezia. L'estate in montagna, pagina 16, business bicicletta avanti tutte, i frutti si vedranno tra 10 anni. Gli impiantisti credono negli appassionati delle due ruote e Grigoletto, ma per il momento i numeri sono piccoli. E sempre a proposito delle due ruote, Cortina 15 percorsi per il downhill con super discese. Queste le piste proposte in provincia di Belluno per gli appassionati appunto delle due ruote delle biciclette. Ma si continua sempre in merito all'estate in montagna, il club alpino allarme del CAI, via le bici dai sentieri per escursionisti. Il presidente regionale, troppi incidenti, riserviamo loro piste forestali. Casagrande del Rifugio Auronzo, quassù servirebbero molti più controlli. Da Ossa, guida di mountain bike, ho l'agenda piena per l'estate, un'intervista ad Alan Toffoli che troverete a pagina 17. Con le e-bike anche i meno allenati arrivano ad alta quota, il difficile è scendere. Siamo a pagina 18, una cadolina alla protesta delle tende, per noi bellunesi studiare un salasso. Alice Raddi partecipa alla mobilitazione a Verona, siamo il futuro del territorio, la magnifica comunità deve aiutarci. L'intervista la troverete in questa pagina e si riferisce appunto alla protesta a livello nazionale degli studenti che si trovano a dover pagare, ovviamente come conseguenza anche degli stessi genitori, affitti davvero cari per poter studiare al di fuori della propria abitazione, della propria provincia, del proprio territorio. Grande festa a Pra della Meglia per i 50 anni della Proloco Monti del Sole, musica, cibo, mostre e premiazioni in un fine settimana ricco di eventi. Il presidente Caviola, un grazie ai tanti volontari che ci hanno aiutato. L'omaggio al giovane carabiniere, l'approfondimento a pagina 19, la storia di Giulio Speranza da Sois fino in Sardegna per morire da eroe a 22 anni. Era il 1948 quando il militare fu ucciso dai banditi mentre tentava di sventare una rapina. Aveva preso servizio nell'isola da un solo mese. Il paese di Arbus lo ha ricordato 75 anni dopo. E vediamo appunto il momento del ricordo con il maresciallo Gianluca Passalacqua che assieme al sindaco di Arbus, foto e targa di Speranza sono stati consegnati all'amministrazione con i bambini della scuola elementare Arbus. Fatti di cronaca, Vico di Cadore, giovane colpito da un infarto durante una gara, il 19enne di Pieve di Cadore è stato rianimato e intubato sul posto, ricoverato a San Martino e fuori pericolo. E fuori pericolo il giovane atleta colpito da arresto cardiaco ieri mattina durante una corsa campestre a Pelossa di Cadore. M.C, queste le sue iniziali, 19 anni di Pieve di Cadore, si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale San Martino di Belluno, ma nel pomeriggio di ieri il suo quadro clinico è stato giudicato molto buono dai medici che lo hanno in cura. Estubato e cosciente, il 19enne dovrà rimanere in osservazione ancora per qualche giorno, ma è già stato dichiarato fuori pericolo. Purtroppo invece non ce l'ha fatto Philippe Reolon, trovato senza vita in un cortile del centro, aveva 51 anni e lavorava da Derigo, scoperto di prima mattina, ha avuto un arresto cardiaco. È stato un infarto a portarsi via Philippe Reolon, 51 anni di Sedico, trovato senza vita ieri mattina presto in un cortile del centro del paese. Ad accorgersi della presenza di una sagoma a terra è stato uno degli inquilini poco dopo le 7 del mattino guardando dal terrazzo e subito sono arrivati sul posto i vigili urbani di Sedico che poi hanno chiesto l'intervento del suo M118 e dei carabinieri, ma per Reolon non c'era più nulla da fare. L'uomo era già morto da qualche ora e al medico dell'ambulanza non è rimasto che constatarne il decesso per cause naturali. Reolon, che lavorava alla Derigo Refrigeration, aveva trascorso la serata con gli amici facendo tappa anche alla festa di Pra della Meglia a Grondi Sospirolo e a notte fonda era tornato a prendere la macchina che aveva lasciato a Sedico di fronte alla filiale Unicredit. Il suo corpo è stato trovato in un cortile che si trova proprio dal lato opposto della strada. Una foto, Emanuela festa per i 100 anni, notizia che ci porta alla Sersa del comune di Belluno. Andiamo invece con le notizie che riguardano Feltre a pagina 21, e nel Feltrino siamo in questo caso a Cesio Maggiore, esercitazione multirischio, evacuazione a pezze e salvataggi, protezione civile a tutto campo. L'attività è stata in parte ridotta per l'invio di alcune squadre in Emilia Romagna. Ieri mattina in Valle di Canzoi svolti un intervento in forra e prove antincendio come si può vedere da questi scatti fotografici che troverete a pagina 21.
Pedavena, benedizione dei trattori alla festa di Travagola e continuiamo con Feltre, Villa dalla Piazza Pericolante, chiesta la chiusura della strada. Il consiglio direttivo dell'ente è preoccupato per lo stato in cui versa l'edificio. Il sopralluogo dei tecnici del comune ha ravvisato la necessità di limitare il traffico. Notizia di spalle: dal 20 al 23 luglio Prealpi Tour Hike and Fly, volare e correre per 240 km, notizia in questo caso che ci porta nel comune di Pedavena. Notizia da Seren del Grappa, truffa del resto in un bar, sparite poche decine di euro, 2 donne sono riuscite a raggirare la dipendente e potrebbero essere ancora sul territorio feltrino per gabbare altri commercianti. L'Assemblea Viella, vicepresidenza nazionale CAI, sfuma la candidatura dei Simoi, parliamo di Ennio Simoi, che appunto sfuma la vicepresidenza nazionale per l'ex presidente del CAI di Feltre. Dalla rubrica Cultura e Società, la Fiera Nazionale, il Veneto gioca e vince con il ruolo e con i libri, trionfo a Modena per il veneziano Nepitello, best designer e miglior prodotto dell'anno con l'ultimo anello, premiata anche l'Officina Meningi di Valentino Sergi. E adesso lo sport bellunese, corsa in montagna, la Velenosa per Vender e Giulia Paul, un grande bis e un piccolo rimpianto. Entrambi a un passo dal record che alla vincitrice sfugge per un solo secondo, 1150 al via a Bolzano Bellunesi. Come si può vedere da questo scatto, davvero tanta la partecipazione a questa iniziativa che ormai sta diventando nella storia del comune di Belluno. Stiamo parlando della Velenosa. Il podio della gara maschile e le prime tre della gara femminile. Qui c'è tutta la mia vita, avevo le gambe pesanti ma non potevo mancare, peccato per il record, la dominatrice della corsa donne tutto sommato è soddisfatta, Vender cercavo delle conferme, credo di averle trovate ed ecco anche in questo caso altri riscatti di questa iniziativa sportiva che coinvolge il comune di Belluno. Ma si è corso anche a Feltre, la classica feltrina Corri Feltre, festa per 1300 atleti, un centinaio di loro si è cimentato nel percorso lungo, si sono imposti Lorenzo Darin, De Monego e Federica Schievenin. Anche in questo caso tante fotografie che rappresentano i molteplici appassionati di corsa che hanno partecipato appunto alla Corri Feltre di ieri mattina. Atletica, gli Aquilotti di Pelouse vincono in casa loro la quarta prova del Criterium Cadorino, secondo posto per il Cortina e completa il podio il Comelico, ma loro per un atleta annullate le gare del settore assoluto. Arrampicata, Irina Daziano e Luca Boldrini d'oro nella finalissima tricolore e un'altra campionessa atletica, campioni regionali cadetti, la Depra brucia tutte sugli 80 ostacoli, 5 le medaglie firmate dai bellunesi ed ecco vediamo la punta alpina, Angela Depra con in mano la medaglia. Dall'O una stagione da 30 gol alla quale manca la ciliegina, parliamo di calcio a 5B, sempre per quanto riguarda il calcio a 5 però di Serie D, Ranonno promuove l'Ocnoplast, ripartivamo da zero, bene così. Pallavolo Under 15, uno scudetto sul petto di Costa e Bubacco, volley Under 18, un po' di Belluno alle finali, a guidare il Giorgione c'è la palleggiatrice Naldo. La finalissima provinciale Under 15, si parla di calcio, la LG Valbelluna sul trono Re Reolon Doma, la Plavis 0-1, il risultato finale. Calcio di seconda categoria, era fallo, gol da annullare ad Ami Bomber del Fair Play. E ancora continuiamo con lo sport, Coppa Delegazione Under 15, il Piave va avanti di 2, poi l'Alpago si sveglia, sorpassa, si difende e allunga nel recupero 4-2 il risultato finale tra Alpago e Piave. Altri risultati per il CSI, il torneo veterani 4-1 tra Bar Quadrifoglio Buona Tavola, 2-0 tra Cavarzano Pizzeria Salinas, 2-0 tra Danta Bar La Sosta, 1-0 tra Domegge Plavis Veterani, 3-1 tra Willis Bar e Nicia. Calcio giovanile, le 2 giorni al campo di Agordo, i bambini ricordano gli amici Pizzoni e Moretti, sabato il successo dei padroni di casa della Gordina Esordienti, ieri il successo dei Pulcini della Dolomiti Bellunesi. Ancora calcio, tornei estivi a Borgo Valbelluna al Memorial Capitani nella bacheca degli Smoothie e continuiamo con il grande evento del Corriere delle Alpi, festa dello sport, ecco tutti i 74 premiati li troverete a pagina 36. E si parla anche del Giro d'Italia, ormai siamo vicini anche alla provincia di Belluno, battaglia senza i big, a Bergamo arrivo da brivido, McNulty batte Helly e Frigo, Thomas e gli altri lasciano fare, Armirali resta in rosa.
E a proposito del Giro nel Bellunese, la corsa più dura sulle montagne più belle, le Dolomiti decideranno l'edizione 106, quart'ultima e terzultima tappa, decisive per chi ambisce alla maglia rosa finale. Giovedì si arriva a Val di Zoldo, venerdì sulle 3 cime di Lavaredo. Il Giro d'Italia nel Bellunese, Longarone 3 cime, 5 salite da scalare nella frazione Regina e prima della partenza al cimitero monumentale di Fortogna l'omaggio alle vittime del Vajont alla presenza di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Ma mi ero dimenticato della precedente tappa, che è la seguente, Oderzo, Val di Zoldo, la curiosità dei tifosi e l'inedita salita di Coi. Giovedì si entra in provincia di Belluno dal Cansiglio, strade chiuse 2 ore e mezza prima del transito. E sempre per quanto riguarda il Giro d'Italia nel Bellunese, un falco piombò sul Palafavera, Paolo Savoldelli rivive la tappa del 2005, chi è nel palmares 2 corse rosa nel 2002 e nel 2005. Sempre per quanto riguarda il Giro d'Italia nel Bellunese, bici con il Giro, un successo in 200 al via a Paiana e Polpette. Il meteo finalmente clemente ha raddoppiato la partecipazione attesa, debona una grande promozione per la nostra splendida pista ciclo pedonale. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento, più probabilmente sui monti e in pianura e su Trevigiano e zone limitrofe. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.